Tiziano racconta storie, questa è la vera novità di Tiziano. Rispetto all'ambiente veneziano che gli stava attorno, rispetto ai riferimenti iconografici, stilistici, gli artisti attorno a lui creavano simboli, creavano allegorie. Bellini stesso, da cui deriva, si ferma all'allegoria. Tiziano invece inscena un racconto vero e proprio e attraverso l'incrocio di sguardi e l'atteggiamento dei personaggi permette proprio di immaginarci la narrazione di fronte ai nostri occhi. Una sorta di scena teatrale, questa è la vera novità di Tiziano. È una mostra dossier, ovvero una mostra indagine su un'opera chiave degli inizi della carriera di Tiziano Vecellio, quella che a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, terrà aperti i battenti fino al prossimo 6 ottobre. Lo splendido comune, abbracciato dalle Dolomiti, accoglie così un pezzo importante della storia del suo figlio più famoso, Tiziano appunto, che qui nacque presumibilmente verso il 1490. Organizzata negli spazi di Palazzo Cosmo, Tiziano, Venezia e il Papa Borgia ruota attorno ad una notissima opera che ritrae il vescovo Jacopo Pesaro e Papa Alessandro VI davanti a San Pietro. La tela, la cui datazione critica oscilla tra il 1503 e il 1513, rappresenta il primo lavoro importante del giovane Tiziano a Venezia per un committente prestigioso qual era Jacopo Pesaro, protagonista del quadro. Il dipinto rievoca la vittoria di Santa Maura del 1502, combattuta da Jacopo Pesaro incredibilmente per Papa Alessandro VI Borgia contro i turchi. La realizzazione dell'opera contribuì all'affermazione di Tiziano nell'ambiente dell'alta aristocrazia lagunare. Infatti dimostra la stessa cura che poi svilupperà in una maturità più tarda, sia nella composizione, che permette uno spazio maggiore alla componente umana, che fino a questo momento non si era mai vista, sia nell'uso del colore, che pur essendo un dipinto che ha subito molti restauri, molti rimaneggiamenti, mostra ancora, soprattutto nel manto di Alessandro VI, quelle che sono le luminosità tipiche del chiaroscuro di Tiziano. Significativo poi perché è uno dei primi esempi di ritratto. Sappiamo che Tiziano diventerà un grande ritrattista a livello europeo, per l'epoca di fatto a livello internazionale, da un punto di vista artistico, e qui già si vede tutto, soprattutto nella figura di Jacopo Pesaro. Conservata in un museo di Anversa, in Belgio, la tela è prestata in Italia per la prima volta proprio in occasione degli eventi tizianeschi di questa stagione. In mostra ci sono anche una silografia di un dipinto di Tiziano degli anni 30 andato perduto durante l'incendio di Palazzo Ducale del 1574, un'opera di Vincenzo Catena e diversi documenti utili per testimoniare la lettura che viene fornita del dipinto che ritrae Pesaro. Si va da due isolari veneziane del Cinquecento che recano le illustrazioni dell'isola di Cipro e dell'isola di Santa Maura ai cammei della famiglia Grimani, riferimento iconografico da cui Tiziano deriva il repertorio rappresentativo classico. Nucleo aggiuntivo dell'esposizione è questo dipinto, Tobiolo e l'Angelo, unanimemente considerato Tiziano, carente però da un punto di vista documentario. Si sapeva poco, soprattutto chi ne fosse stato il committente e per dove era stato pensato. La novità che qui viene portata in mostra è il fatto che ne viene fatta una radiografia. La radiografia ha dimostrato che sotto il dipinto se ne trovava un altro, dello stesso identico soggetto, che però presentava delle modifiche formali. Il volto dell'angelo, ad esempio, era rivolto verso l'alto e la posizione di Tobiolo e del cane era specularmente invertita. I motivi e le ragioni di questa modifica non erano noti per le carenze documentarie che dicevo. Perciò se ne è fatto uno studio a livello di editoria. In parallelo alla mostra dedicata a Tiziano a Palazzo Cosmo, che ospita il Museo dell'Occhiale, c'è anche una piccola ma significativa esposizione di occhiali del Cinquecento. Sono la maggior parte degli occhiali italiani conosciuti nell'epoca del Cinquecento, quindi sono stati raggruppati da collezioni private. È una raccolta particolarmente interessante perché intorno al Cinquecento vi fu un salto nella produzione dell'occhiale, in particolare nella stabilizzazione dell'occhiale sul naso. Come si può vedere in alcuni di questi esemplari, il problema della stabilizzazione dell'occhiale sul naso fu risolto attorno a quel periodo, facendo in modo che vi fosse una grande stanghetta che passava sotto la parrucca, sotto i cappelli.